Flash mob della Lega a Porto Empedocle, raffica di sbarchi, il governatore in visita a Lampedusa, chiesta la condanna per i 4 scafisti della Diciotti. L'ombra del Covid anche sulla seconda metà del 2020, si va verso lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, di conseguenza smart working. Subentra la struttura commissariale a farsi carico della copertura del 30% delle risorse che inizialmente avrebbe dovuto impegnare il privato. Fuga dal Canicattì Calcio, i giocatori a partire dal capitano lasciano la maglia giallorossa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del flash mob della Lega a Porto Empedocle, un modo per dire no all'immigrazione clandestina e a tutela della sicurezza dei cittadini agrigentini provati da sbarchi continui, fughe di clandestini dai centri di accoglienza, invasioni dei centri storici e delle campagne, aggressioni per strada, disordini frequenti alla convivenza civile, senza parlare del rischio sanitario insito nella mancata osservanza delle prevenzioni anti-Covid. Vediamo. Abbiamo noi della Lega deciso di venire qui in maniera massiccia, come si vede, per portare la solidarietà agli amici e agli abitanti di Siculiana, di Lampedusa, di Porto Empedocle, che ovviamente ogni giorno ricevono questo attacco massiccio. Soltanto ieri 18 sbarchi, soltanto ieri. E la beffa di vedere la Moby Zaza, che costa 1 milione di euro al mese e che in questo momento sta accogliendo i migranti, e vicino a 100 metri praticamente la Ocean Viking, che fa la spoletta, e questi trafficanti di carne umana che fanno la spoletta ovviamente per portare altra gente, guadagnando ovviamente, perché è ovvio che è tutto un business, così come un business quello delle cooperative, così come un business tutti quelli che ovviamente sono legati a questo giro. È arrivato il momento di dire basta. Questa è una cosa che già strideva e che veramente gridava vendetta agli occhi di tutti rispetto a quello che evidentemente si vedeva, ma oggi il livello è assurdo, cioè veramente, è assurdo. Stiamo parlando di soggetti, di persone che in questo momento non ricevono la cassa integrazione. Stiamo parlando di persone che vivono di assistenza, della solidarietà di amici. Siamo sull'orlo di una guerra civile e ieri le parole sono le parole di Lamorgese, che ovviamente è il ministro dell'interno, quindi non è un passante qualsiasi, che ha detto espressamente che siamo a rischio scontro civile nel mese di settembre. Stop agli sbarchi clandestini! Stop agli sbarchi clandestini! Stop alla sanatoria, mangiatoia, invasione! Stop alla sanatoria, mangiatoia, invasione! Sì alla pescaturismo! Sì alla pescaturismo! Continuano a registrarsi sbarchi autonomi di migranti a Lampedusa. Il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore alla salute Ruggero Razza in viaggio alla Maggiore delle Pelagie per dare il messaggio di presenza delle istituzioni regionali all'isola, al comune e agli operatori. La situazione sull'isola continua a essere critica ed era stato lo stesso Razza, sempre sui social, a rilevarlo solo ieri. A Lampedusa sbarcati in oltre 600, aveva scritto. È stato chiesto l'aiuto della sanità siciliana e poco fa è atterrato un volo sull'isola con test sierologici e tamponi, ma così continua a non andar bene. Il prezzo lo paga tutto la Sicilia e lo pagano le sue imprese turistiche e i suoi cittadini, conclude. I PM della DDA di Palermo hanno chiesto la condanna dei 4 presunti scafisti che la sera del 16 agosto 2018 condussero un gommone al largo di Lampedusa con a bordo oltre 177 migranti soccorsi poi dalla nave Guardia Costiera Italiana Diciotti, che diede vita al primo degli innumerevoli bracci di ferro tra governo e magistratura sul fronte immigrazione. La vicenda è la stessa da cui è scaturita l'inchiesta del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato per aver impedito lo sbarco della nave Diciotti. Il leader della Lega si salvò per la mancata autorizzazione a procedere del Senato. La nave, dopo il braccio di ferro, fu autorizzata a sbarcare a Catania. Gli scafisti, ritenuti componenti di una vasta organizzazione criminale che operava fra più stati, sono stati riconosciuti dagli altri migranti una volta arrivati a terra.
Si va verso la proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre, di conseguenza dello smart working per dipendenti pubblici e privati ancora chiusi a casa. All'ombra del Covid si allunga anche sulla seconda metà del 2020. La decisione ufficiale non è stata ancora adottata, ma è lo stesso Premier Conte a confermare la notizia già circolata. Lello Casesa. Lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre 2020. Questa è in sintesi la posizione del governo che per bocca del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha fatto intendere. Con il proseguimento del lavoro da remoto per dipendenti pubblici e privati, il capo del governo pensa all'ipotesi tramite decreto di nuove zone rosse, lockdown locali, ma soprattutto quella di agevolare gli acquisti di materiali di emergenza, in particolare per la scuola, come gel, banchi e mascherine. Una proroga voluta e studiata per velocizzare tutte le operazioni di urgenza ed essere pronti a settembre per l'inizio del nuovo anno scolastico. Il governo teme una ricaduta in autunno del virus e dunque in questo modo spera in una possibile pronta organizzazione. La proroga infatti sarebbe un lasciapassare per effettuare interventi straordinari come ad esempio l'utilizzo di caserme, alberghi o cinema a presidi scolastici, ma anche per l'apertura di strutture sanitarie legate all'emergenza. È in corso la valutazione di questa decisione, ha detto ieri Giuseppe Conte, che potrebbe comportare tra le altre cose anche la proroga del ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici e privati. La decisione ufficiale non è ancora arrivata, ma lo stesso Premier ha confermato la notizia che circolava da giorni. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente, ha concluso, si andrà in questa direzione. Nessun nuovo contagio e nessun decesso e 4 guariti. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute conferma il trend positivo per la Sicilia. Per il quarto giorno di fila i reparti di terapia intensiva dell'isola rimangono vuoti. Attualmente in Sicilia ci sono 6 persone ricoverate in ospedale per Covid-19, 118 in isolamento domiciliare, 4 in meno rispetto a ieri, e la Sicilia è fra le più virtuose anche come indice di contagio. Si riparte finalmente con il distanziamento sociale, con tutti gli accorgimenti, controllo della temperatura, e di questo ringrazio anche il personale della segreteria. Siamo ad organizzare oggi un evento rivolto a tutti gli operatori sanitari che parla di Covid, sulle problematiche, su quanto è successo e su quello che ci si può aspettare nel futuro. Abbiamo parlato tanto della prevenzione, abbiamo parlato di vaccino, abbiamo parlato di quello che è stato il Covid con la dottoressa Bosco. Seguirà il dottore Mannone, il Risk Manager di Villa Sofia Cervello. Quello che mi sento di dire è che noi abbiamo voluto organizzare questo corso di formazione proprio diviso per avere un contatto, anche se a distanza, con i colleghi. Chiaramente abbiamo fornito tutti di mascherine FFP2 e, ripeto, con distanziamento e controllo della temperatura, proprio perché bisogna evitare gli assembramenti, e massimo rispetto del virus e ripartenza. Possiamo dire che l'infermiere di famiglia oggi è una realtà e speriamo nel prossimo futuro di avere presto il ruolo ben definito dell'infermiere di famiglia, che serve da collegamento tra territorio e ospedale, che è quello che è mancato finora. Abbiamo consegnato delle targhe perché alcuni colleghi sono partiti lasciando le famiglie, lasciando i propri affetti, sono partiti con la protezione civile per andare ad assistere pazienti al nord Italia, e questo ci inorgoglisce tantissimo avere questi iscritti nel nostro ordine, e li abbiamo voluti premiare con una targa. La nostra ASP è una piccola ASP, ha avuto 129 casi di positivi, come dicevo 14 circa defunti. In questo momento in atto abbiamo un solo positivo che proviene da altra nazione, ma ogni giorno il rischio è sempre dietro l'angolo, perché si continuano a fare tamponi, si fanno i test sierologici. Grande lavoro, direi che è andata bene, insomma non è il termine esatto, però diciamo che c'è stato un concorso di un'attività così frenetica che ha messo tutti insieme e ha fatto sì che riuscissimo a dare le risposte che il territorio meritava, per cui anche la direzione strategica, dal primo all'ultimo abbiamo cercato di dare il massimo, il meglio, e di essere in mezzo alla gente, di non abbandonare mai le persone anche nell'informazione, nel rispondere al
al telefono, abbiamo messo in atto 7 telefoni dedicati in tutta la provincia, dal lunedì alla domenica, al lunedì in continuazione abbiamo risposto sempre, e chiaramente sono stati fatti nel territorio tanti tamponi perché era il mezzo che avevamo per mettere in evidenza la persona contagiosa, e se ne contano all'incirca 14-15 mila probabilmente tamponi nel territorio, e certamente a volte anche ripetuti perché ai soggetti che rispondono in maniera positiva poi bisogna fare 2 tamponi di controllo dopo il fine quarantena. Abbiamo avuto 14 decessi, se non tutti di Covid, chiaramente anche con Covid, e questo ci è dispiaciuto tanto. Abbiamo messo in atto tutte le nostre forze per cercare di contenere il contagio, di evitare insomma che potesse assumere un andamento più grave. Sono stati istituiti anche dei centri Covid negli ospedali, insomma, in modo da affrontare in tutto il territorio nella maniera adeguata questa emergenza. È stata un'esperienza, nonostante la tragicità, molto bella dal punto di vista umano, sicuramente. Abbiamo avuto modo di vivere in questi mesi in maniera così vicina con gli infermieri, i medici, di avere uno scopo veramente al di là del nostro lavoro, di portare avanti queste attività nella maniera, che dire, più umana, ecco, di essere vicino alla gente. Quello che spero abbiamo raggiunto effettivamente. Quindi speriamo bene. La vita all'aria aperta di questo momento, il sole, il caldo, le temperature, non so cosa, hanno un po' tenuto a bada il contagio, e si cerca di organizzare qualcosa di più, insomma, di essere sempre presenti anche a un'eventualità diversa nei prossimi mesi. Un'esperienza sicuramente molto forte e molto formativa, ci ha dato grande possibilità di riorganizzarci e ci ha dato sicuramente qualcosa in più, siamo cresciuti, ecco, dopo questa esperienza siamo sicuramente cresciuti tutti insieme. La nostra azienda ha risposto in accordo a quanto stabilito dall'assessorato della Regione Sicilia, predisponendo una serie di reparti pronti ad accogliere i pazienti affetti da infezione da coronavirus. Abbiamo modificato il nostro assetto di assistenza nei reparti, nelle aree di emergenza, abbiamo completamente modificato tutti i nostri presidi ospedalieri per dare la massima disponibilità a quello che era necessario fare nei giorni dei picchi pandemici. Gli occhi di quei pazienti parlavano da sole, la paura era una cosa che ci rimarrà per sempre come esperienza. La burocrazia siciliana è alle prese con le linee guida per il ritorno degli alunni tra i banchi di scuola. Lello Casesa. 2 metri quadrati. Ma si fa poi un complesso ragionamento sul punto da cui iniziare a misurare per calcolare le distanze. Una specie di azzeccagarbugli che complicherà la già fragile e complicata situazione delle scuole in Sicilia. Nel documento inviato ai presidi si scrive delle rime boccali, cioè la distanza delle rispettive bocche che dovrà essere a 1 metro di distanza da quella degli alunni. Come si può mai immaginare una cosa del genere? Noi lo vedremo più avanti. Nella zona banchi, ad esempio, il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime boccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione della seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. In altre parole, distanza di 1 metro, ok, fra sedia e sedia, non fra banco e banco. Con riferimento alla zona cattedra, la distanza dovrà essere di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno. È una strategia studiata per evitare di indossare la mascherina. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico suggerisce infatti di usarle durante il movimento fra i banchi se il distanziamento non è sufficiente. L'eventuale rivalutazione del mancato utilizzo della mascherina, mette le mani avanti il Ministero, potrà essere valutata soltanto dopo l'esito degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus osservati nell'ultima settimana del mese di agosto. Suraniti detta quindi le regole, si invitano i dirigenti scolastici ad un'attenta valutazione delle richieste di organico docente ATA, utilizzando anche il valore di 1,8 metri quadrati se compatibile con le norme sulla sicurezza e con il distanziamento statico di 1 metro. La scrivente direzione fa affidamento al senso di responsabilità comune, poiché richieste non congrue e non giustificate potrebbero penalizzare altre scuole del territorio.
Entro martedì della prossima settimana bisognerà compilare il monitoraggio. Quante sono le classi in difficoltà, quanti sono gli alunni in sovrannumero e quante sono le classi e le aule aggiuntive necessarie, oltre alla necessità di altro personale ATA, dirottando anche all'insegnamento i docenti impiegati nei progetti speciali fino a quando non sarà cessata l'emergenza, conclude la nota del direttore Stefano Suraniti. Ad Agrigento giovedì prossimo 16 luglio si insedia a capo del consorzio universitario il nuovo presidente Nenè Mangiocavallo, che subentra a reggente Giovanni Di Maida, e ancora prima di Di Maida a Pietro Busetta, che si è dimesso dalla carica nel marzo del 2019. La nuova governance del Consorzio Universitario Empedocle comprende Mangiocavallo nel ruolo di presidente nominato dalla Regione Siciliana, Di Maida vicepresidente e il professor Gioacchino Lavanco, nuovo componente in rappresentanza dell'Università di Palermo. Collegare Calabria e Sicilia con il ponte sullo stretto di Messina o con un tunnel, l'eterno dilemma che da decenni riguarda il collegamento. I dettagli nel servizio. Oggi siamo Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, giudica inaccettabile la proposta lanciata dal vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Giancarlo Cancelleri per la costruzione di un tunnel sottomarino per collegare la Calabria alla Sicilia. Per la deputata i grillini vogliono solo sabotare ad ogni costo l'ipotesi più logica del ponte sullo stretto, solo perché vivono del pregiudizio ideologico che si tratti di un'opera promossa dal centrodestra e da Silvio Berlusconi. Il solo attraversamento ferroviario, scrive la deputata di Forza Italia, richiederebbe la costruzione di 3 gallerie. Le auto difficilmente potrebbero transitare. Il fondale dello stretto di Messina, continua l'onorevole Matilde Siracusano, è profondo oltre 150 metri e geologicamente giovane, con la presenza di faglie e di strati rocciosi difficili da bypassare. Si dovrebbe dunque scavare a 250 metri sotto il livello del mare. Solo per fare un esempio, il tunnel della Manica è stato realizzato a 100 metri di profondità. La galleria sotto lo stretto, continua la deputata di Forza Italia, dovrebbe essere lunga almeno 30 km, con il paradosso che le città di Messina e Reggio Calabria sarebbero fortemente penalizzate. Per non affrontare infine il problema della sicurezza, del rischio sismico e dei proibitivi costi di manutenzione, senza considerare, continua la deputata Matilde Siracusano, l'eliminazione di uno dei fattori più rilevanti per il rilancio dell'economia, che è l'attrattività turistica. Tutto questo per impedire la realizzazione di un ponte lungo 3,3 km che avrebbe bisogno solo del via libera per poter diventare realtà in pochi anni. Purtroppo i 5 Stelle, conclude Matilde Siracusano, sono contrari per statuto alle grandi opere e per questo la Sicilia, a braccetto con il resto del paese, rischia di pagare un prezzo altissimo. Nel corso del Consiglio Generale Provinciale della Federazione dei Lavoratori Edili, che si è tenuto a Messina in videoconferenza con il Consiglio Generale della Filca CISL Sicilia, è stata intanto ribadita la necessità della ripartenza del settore dell'edilizia, ma è stato evidenziato è inaccettabile pensare ad un tunnel nello stretto. Si avvii al più presto la realizzazione del ponte, mettendo in campo tutte le azioni necessarie. Il ponte sullo stretto, prosegue la Filca CISL di Messina, è un'opera strategica ed è assurdo pensare di dover pagare una penale per la mancata realizzazione per poi impegnare altri fondi per la progettazione di ipotesi alternative come quella del tunnel. Si dia il via libera all'opera, sostengono i segretari generali di CISL Messina e della Filca CISL Messina. Il governo punti sulla realizzazione del ponte, opera infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo del sud e della Sicilia, per creare una vera continuità territoriale e rendere l'isola la piattaforma commerciale principale dei traffici del Mediterraneo. Dopo 40 giorni, fratel Biagio Conte, il missionario laico, fondatore della missione Speranza e Carità di Palermo, ha deciso di sospendere il digiuno e di rientrare in una delle sedi della sua organizzazione che assiste oltre 1 migliaio di indigenti. Fratel Biagio Conte spiega: ho sentito nel cuore il buon Dio che mi invita a portare questo messaggio di pace e speranza a questa umanità tanto travagliata, tanto sofferente, ma ho anche sentito nel cuore di riguardarmi il fratello corpo. Sto rientrando
entrando con il cuore pieno di speranza. Sento di portarla e donarla a tutti e di continuare a portare a tutti questo messaggio di pace e di speranza affinché questa società possa migliorare. Fratel Biagio ha trascorso questi 40 giorni in una grotta tra le montagne di Palermo in preghiera e in digiuno per essere solidale con le famiglie disagiate e le persone più fragili della società. Crisi idrica a Campobello, Canicattì e Ravanusa. Sicilia Acque li lascia a secco. Vediamo. La crisi idrica non risparmia Canicattì, Campobello e Ravanusa. La gestione commissariale di Girgenti Acque ha reso noto che è stata accertata una insufficiente fornitura idrica da parte di Sicilia Acque, tale da non consentire l'effettuazione di alcuno dei turni di distribuzione in programma nei comuni di Canicattì e Campobello di Licata. Invece nel comune di Ravanusa sarà effettuata la distribuzione solo a mezzo del serbatoio San Vito. Conseguenzialmente, spiega la società idrica Girgenti Acque, potrebbero verificarsi degli slittamenti sulla turnazione prevista nella giornata di oggi. Eseguite le manovre tecniche per il ripristino dei quantitativi assegnati, la fornitura idrica nei comuni di Canicattì, Campobello e Ravanusa tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Questo inconveniente ha fatto saltare dunque il programma di approvvigionamento e non viene specificato per quanto tempo. Il problema inizia ad essere serio. Dall'inizio dell'estate, infatti, Girgenti Acque è stata costretta a correre ai ripari per la sistemazione delle condotte di adduzione e per guasti continui che hanno lasciato a secco quasi tutti i 43 comuni agrigentini. Dalla zona montana fino ai comuni costieri tutti hanno avuto disagi per la portata idrica insufficiente. L'ultimo guasto in ordine di tempo che ha provocato l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Casale si è registrato 3 giorni fa ed ha richiesto l'esecuzione di un intervento di manutenzione. Di conseguenza è stata interrotta la fornitura idrica ai serbatoi comunali di Villafranca Sicula, Lucca Sicula e Calamonaci. Per lo stesso motivo è stata ridotta la fornitura idrica al serbatoio Scirinda del comune di Ribera. La scorsa settimana invece era stata trovata una interruzione lungo la condotta idrica del Voltano e 3 comuni, tra cui 2 frazioni della città di Agrigento, cioè Giardina Gallotti e Montaperto, sono rimasti a secco. Gli altri 2 centri che non sono stati approvvigionati sono invece Iopolo Giancaxio e Raffadari. Il guasto è stato riscontrato lungo la strada provinciale 19 in prossimità del bivio di Santa Elisabetta. Si sta cercando inoltre di riparare il guasto che si è registrato lungo la condotta di adduzione del Tre Sorgenti, che ha lasciato senza una goccia d'acqua i comuni di Naro, Grotte, Castrofilippo e Racalmuto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Depuratori vetusti e reti fognarie incomplete o assenti sarà la struttura del commissario straordinario unico per la depurazione a farsi carico degli investimenti in provincia di Agrigento. Meno di una settimana fa, dopo mesi di grande silenzio, il commissario nazionale ha infatti scritto all'ATI chiedendo copia della risoluzione firmata oltre un anno fa e poi aggiornata e rivista a febbraio 2020 con la Girgenti Acque per consentire alla stessa struttura commissariale di subentrare al privato nei lavori, un passaggio essenziale perché gli interventi sono ad oggi fermi causa proprio dell'impossibilità del privato di garantire la quota del 30% dell'investimento prevista su interventi di grande respiro come l'adeguamento di molti depuratori e il rifacimento o completamento di diverse reti fognarie fra Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Sciacca e Ribera, fondi che la struttura commissariale possiede e che consentirebbero teoricamente di partire in gran slancio, sebbene a distanza di tempo non si abbiano notizie proprio da parte del commissario straordinario degli interventi che questo avrebbe dovuto gestire da un punto di vista amministrativo burocratico. Sequestrate 2 discariche abusive con materiali altamente tossici, raggiungevano un totale di 2.300 metri quadrati nei comuni di Letojanni e Pagliara. Vediamo. Nuova operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina a tutela dell'ambiente. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato ben 2 aree adibite a discarica abusiva a pochi chilometri dalla rinomata città turistica di Taormina. Un'area di 1.700 metri quadri è stata individuata nelle immediate vicinanze del centro abitato di Letojanni, l'altra nel territorio di Pagliara. L'operazione rientra nell'ambito dell'intensificazione del monitoraggio del territorio e delle attività di controllo in materia di tutela ambientale coordinate dal gruppo di Messina. La discarica abusiva individuata a Letojanni di circa 1.700 metri quadri di proprietà di un sessantenne è stata utilizzata negli ultimi anni quale luogo di accumulo e deposito di rifiuti di vario genere.
In particolare, le ricognizioni del sito effettuate dalle Fiamme Gialle hanno consentito di rinvenire materiale di risulta edile, diverse carcasse di elettrodomestici dismessi, fusti di oli esausti, ma soprattutto innumerevoli cumuli di rifiuti carbonizzati, materiale notoriamente considerato altamente inquinante e nocivo per la salute umana. Ancor di più, si è abbandonato in aree a ridosso delle zone abitate. Come noto, l'illecito abbandono ed accumulo di rifiuti consente agli utenti di evitare gli elevati costi necessari per il regolare smaltimento all'interno delle discariche autorizzate, deturpando al contempo il territorio e con l'enorme rischio di provocare irreparabili contaminazioni delle falde acquifere. Il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Sempre i militari della compagnia di Taormina, pochi giorni prima, hanno individuato un'altra area nel comune di Pagliara, a ridosso dell'omonimo torrente, illecitamente adibita a discarica abusiva. L'area di circa 600 metri quadri era interessata dall'accumulo di notevoli quantità di rifiuti pericolosi di varia natura, tra cui materiale ferroso e carcasse di elettrodomestici arrugginiti. I due proprietari del terreno, di 69 e 72 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Durante il controllo, i finanzieri hanno denunciato ulteriori 2 soggetti, di 30 e 29 anni, sorpresi mentre erano intenti a recuperare del materiale ferroso dalla discarica. Fuga in massa dal Canicattì Calcio e molti abbandonano a partire dal capitano. I dettagli nel servizio. Il Canicattì perde i calciatori più forti e rappresentativi. Lo zoccolo duro del team biancorosso si trasferisce a Mazzara, che in un solo colpo si assicura le prestazioni dell'ex capitano Francesco Maggio, Dennis Di Mercurio ed Angelo Caronia, esterno d'attacco pallone d'oro nella stagione sportiva 2019-2020. Maggio, Di Mercurio e Caronia ritroveranno nella squadra canarina gli ex Canicattì Pietro Iacono, portiere Agostino De Luca e Benny Iraci, l'idolo dei tifosi canicattinesi. Me ne vado dopo 5 stagioni, ha detto l'ormai ex capitano Ciccio Maggio. La mia è una scelta quasi obbligata per tante situazioni. Avevo bisogno di stimoli nuovi e di confrontarmi con un'altra piazza, ma per decidere ho passato 3 notti senza dormire. Non è stato facile. Ringrazio tantissimo la città e le persone. Sono stato veramente troppo bene a Canicattì. Non sarà facile dimenticare questa piazza. Un giorno tornerò. L'attacco sarà privo del fantasista Angelo Caronia, attualmente in nomination come miglior attaccante dei 2 tornei di eccellenza Girone A e Girone B. I tifosi racinari non dimenticheranno facilmente l'emozione della stagione 2018-2019, quando il Canicattì ha vinto la Coppa Italia regionale ed hanno esultato in campionato con i suoi 18 gol. In partenza anche il portiere Federico Valenti, in procinto di accasarsi a Licata. Per lui sarebbe un ritorno a casa dopo aver vinto il campionato d'eccellenza con la squadra giallo-blu, che gli permetterebbe di disputare il campionato superiore di Serie D. In casa Canicattì tutto tace. La società del presidente Angelo Licata, che non ha preso bene la decisione della Lega Nazionale Dilettanti di escluderla dal campionato di Serie D, sta pensando di proporre ricorso rivolgendosi al tribunale. Nell'attesa però regna il silenzio. L'idea sarebbe quella di ripartire dall'allenatore Pippo Romano, ma togliendo una telefonata che presidente e tecnico si sono fatti, non c'è nulla di ufficiale. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend e a presto.